Svolta nelle indagini, preso il killer dell'omicidio di Angelo Carità avvenuto il giorno di Pasquetta. Si tratta di Orazio Rosario Cavallaro, 61enne, ritenuto appunto il killer, sorprendendolo ancora nel sonno, facendo scattare le manette ai suoi polsi con l'accusa di omicidio volontario e porto abusivo di arma da fuoco in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Angelo Carità era stato barbaramente ucciso a colpi di pistola la mattina di Pasquetta davanti al cancello del proprio terreno agricolo a Licata. Il corpo poco dopo era stato ritrovato dalla moglie, che aveva subito telefonato in caserma. Dal giorno del brutale omicidio di Angelo Carità, 61enne bracciante agricolo, i carabinieri di Licata e i colleghi del reparto operativo, intervenuti subito sul posto in quel giorno di festa, non hanno mai mollato la presa, analizzando ogni singolo e più piccolo indizio. A 6 mesi esatti è arrivata la svolta nelle indagini. I carabinieri della locale compagnia del reparto operativo provinciale, sin da subito coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno indirizzato le indagini su alcune immagini video ottenuti da vari esercizi commerciali ubicati nei pressi del luogo del delitto, immagini in cui si sono potute scorgere le fasi concitate dello spietato agguato nel corso del quale il killer, giunto a piedi e indossando un giubbotto, aveva esploso il colpo di grazia alla vittima. L'analisi di un imponente quantitativo di materiale video ha consentito di ripercorrere il tragitto compiuto dalla vittima negli attimi precedenti all'omicidio. In particolare, gli investigatori dell'Arma sono riusciti a evidenziare un'auto intenta sia a pedinare per un breve tratto di strada la vittima, sia a effettuare alcuni passaggi presso l'abitazione della stessa. La successiva perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del sospettato ha permesso poi di scovare un giubbotto abilmente occultato e simile a quello indossato dal killer, riportante sulla manica destra delle piccole macchie di sangue. I conseguenti esami di laboratorio svolti dagli specialisti dei carabinieri del RIS di Messina hanno confermato che le macchie sul giubbotto in questione altro non erano che tracce ematiche riconducibili alla vittima dell'omicidio e pertanto all'alba l'arresto. Stamani una conferenza stampa in procura. Sembra proprio di essere ancora in una realtà arcaica in cui il sangue si deve lavare con altro sangue. Questo è un classico episodio invece in cui non ha funzionato così, nel senso che l'omicidio di Brunetto Giovanni per le aule giudiziarie aveva un colpevole ed era Angelo Carità, un colpevole condannato in primo grado all'ergastolo e per quanto appunto con sentenza non ancora definitiva, tra le altre cose catturato nel giro di pochi anni dall'omicidio. E anche questo omicidio ha oggi un colpevole, un presunto colpevole. E, insomma, la giustizia, con tutte le difficoltà del lavorare in questa provincia, in realtà lavora, ma continuiamo a registrare questo modo di fare deprecabile, sangue chiama altro sangue. Molto bravi i carabinieri di Licata, della compagnia di Licata guidata dal capitano Lucarelli, che sono stati assolutamente dediti con passione alla ricerca di queste poche tracce che erano state lasciate dal killer e seguendo queste poche tracce con pazienza e con grande competenza si è arrivati al giubbotto utilizzato dal killer che è stato trovato a casa del Cavallaro e in quel giubbotto vi sono oggi le tracce, le ultime tracce del sangue di Carità e quindi diciamo che sicuramente è una prova a regina. Sul movente Sul momento possiamo dire che non c'è nessun collegamento apparente tra il Cavallaro e la vittima e Caritangelo. Questo ci porta a pensare che abbia agito su mandato di qualcun altro. E che probabilmente il legame con l'omicidio di Brunetto Giovanni del 2013 è il movente che ha scatenato questo omicidio. Il risultato odierno è frutto di una incessante e meticolosa attività di indagine che ha consentito di raccogliere significativi elementi di prova a carico dell'indagato e quindi di dare una risposta efficace ad un territorio particolare per il quale continueremo a prestare la massima attenzione. Sono stati analizzati durante le indagini numerosi filmati dei circuiti di videosorveglianza di vari esercizi commerciali e questo ha consentito poi di concentrare i nostri sospetti sull'odierno indagato, il quale poi è stato trovato in possesso di un giaccone
e la svolta si è avuta poi quando dagli accertamenti di laboratorio è risultato che in questa giacca vi erano delle tracce ematiche riconducibili alla vittima dell'agguato.